Ma qua per pulire. Gente che viene qui. Perché sono anni e facendo anni anche schifo di regole. Allora sa tutta la roba che fare la scala. di questo coso che c'è qui signora. Qui vengono, non si si pulisce, mangiano, si strafogano, ma tanto già siamo pronti. Ha capito? Adesso se se ne sposa una, allora scendono, puliscono e poi non se ne parla più. Ogni tanto si fa un intervento di taglio dell'erba ed è qualche cosa di positivo per noi. Però come diciamo ai fini sociali a te le siringhe, Andrea? Non c'è stato mai qualche iniziativa apprezzabile, diciamo, anche perché c'è un certo, come posso dire, menefreghismo, non lo so, non c'è stato un gruppo mai che si è interessato realmente. Pensa a quello che taglia l'erba e ci lascia tutto per terra. Mi sembra giusto. La giornata non è ancora finita, ma finora è andata bene. Speriamo si possa continuare, far capire che partecipazione vuol dire anche cura degli spazi pubblici, insomma, che anche il cittadino si può organizzare, può insomma creare forme di governo, diciamo, dal basso, partecipate, e che siano alla fine le cui ricadute siano a beneficio di tutta la cittadinanza. Insomma, gli spazi chiusi vanno sempre aperti e intesi come un bene pubblico. Questo insomma era il messaggio che volevamo lanciare stamattina. E adesso bisogna passare alla fase della proposta concreta, che cosa c'è bisogno, come trasformare questo posto in qualcosa di meglio, prima per gli abitanti di questi edifici, poi per il quartiere e poi per l'intera città. Partiamo subito, da oggi stesso. Vai.
Ah!